Eh, Coach, perché la scelta della SEAP Dallecardillo Aragona? Ma perché dopo aver interrotto il mio rapporto con Bergamo, avevo voglia di rimettermi subito in gioco, cioè ho pensato per un attimo di restare a casa con la famiglia, però il richiamo del campo è troppo forte, conosco il presidente Di Giacomo da tanti anni e era una bella sfida con una squadra giovane che comunque secondo me ha ancora dei margini di miglioramento, di crescita, e quindi avevo voglia di tornare subito in palestra a lavorare e non lasciare il campo, quindi queste sono state le motivazioni principali, ecco. Le sue ambizioni, i suoi obiettivi per questo finale di stagione? Ma come ho detto, l'idea è quella di provare a tirare fuori qualcosa di buono da giocatrici giovani che hanno anche della prospettiva, e cercare di raggiungere l'obiettivo stagionale, che penso sia quello della salvezza. Chiaramente non è facilissimo perché la classifica è complicata, anche la legge del girone della pool retrocessione non è delle più, diciamo, delle più semplici da affrontare, però secondo me dopo la bellissima prestazione di domenica scorsa contro il Sassuolo, la squadra ha dimostrato che col giusto atteggiamento, con le giuste motivazioni, può fare anche risultati importanti. Adesso affronteremo una settimana difficile di trasferte, 3 partite in 7 giorni, che però sono molto importanti e che, se ci porteranno in dote i punti, in ottica pool salvezza saranno davvero fondamentali. Parliamo della gara di questa sera, lei era in tribuna a seguire la partita, chi Aragona ha visto e che partita è stata? Ma sicuramente ho visto da una parte una squadra molto, molto consistente che ha fatto una buonissima pallavolo, ben allenata, ben orchestrata, che aveva preparato bene la partita e che ha battuto fortissimo. Ho visto una Aragona a tratti buona, che ha saputo contrastare diciamo, l'urto del San Marignano. In alcuni momenti ci sono stati dei blackout che poi li paghi con dei filotti di punti che sono difficili da colmare, però ripeto, la squadra è giovane e quello è tipico delle giovani, non riuscire a dare sempre continuità, soprattutto quando trovi di fronte una squadra che ti dà tanta pressione con un gioco molto rapido, e quindi insomma non era facilissimo. Ripeto, molto un applauso sincero al San Marignano, le ragazze devono pensare alla prossima partita, testa alta, e ricominciare in palestra da domani. Coach Barbolini, vittoria netta per il San Giovanni in Marignano contro la SEAP Dallecardillo Aragona, cosa ha fatto questa sera la differenza? Ma è difficile dirlo così a caldo dopo la partita. Direi che noi ci abbiamo messo dal nostro sicuramente abbastanza attenzione alle cose che magari in alcune partite sono dei dettagli, ma che in questo periodo dove giochi ogni 3 giorni, dove la stanchezza si fa sentire, era meglio, gli ho detto con le ragazze, era meglio essere lucide piuttosto che potenti. Quindi penso che ci abbiamo messo la giusta attenzione, e questo sicuramente in questo periodo paga più che l'aspetto fisico, che per forza dobbiamo salvaguardare visto gli impegni ravvicinati. Questa sera che partita è stata? È stata una partita come tutte le partite, comunque difficile se non altro dal punto di vista dell'approccio, perché non sai mai veramente come il tuo fisico, la tua mente risponderà all'avversario e quanto l'avversario metterà in campo, perché è un campionato così, è sempre stato così. È stata una partita più difficile forse nel pre-partita, che poi in campo un po' ti sciogli, un po' non ci pensi, e quindi dopo diventa tutto un po' più semplice. Obiettivi del vostro campionato? L'obiettivo è fare il meglio che possiamo. Siamo partiti dichiarando l'estate scorsa di voler entrare nei playoff e di giocarci tutte le partite al massimo. L'abbiamo fatto egregiamente secondo me fino adesso, quindi continuiamo a giocare. Mancano poche partite e le giocheremo tutte in casa, quindi sicuramente venderemo cara la pelle contro chiunque.